Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stasera faremo un commento politico concettoso, arzigogolato, sfumato nei toni, quasi bizantino, che è il seguente: Forza Marin! A cosa ci riferiamo? Ci riferiamo al fatto che da poche ore si è diffusa la notizia della conferma in appello della condanna a Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi pubblici nell'ormai celeberrimo caso dei cosiddetti falsi assistenti del Parlamento europeo. La causa verte su tutto un impianto arzigogolato che insomma al momento è stato confermato in appello, per cui sostanzialmente venivano utilizzati fondi stanziati dall'Unione Europea adibiti alle strutture di comunicazione dei gruppi, diciamo, per pagare in realtà collaboratori che lavoravano o lavoravano anche per il partito di riferimento che è il Rassemblement National. Ora non conosco nei dettagli la vicenda. Messa così, vi posso assicurare che si tratta di un limbo, di una terra di nessuno, quella sì piena di sfumature, per cui tu volendo con questo impianto puoi inchiodare qualunque leader o europarlamentare, perché via che l'addetto stampa tuo del tuo gruppo faccia un comunicato stampa anche per il partito. Ora sto banalizzando, ma di fondo di questo si sta parlando. Sembra veramente un filo pretestuoso per mettere una zeppa giudiziaria a Marin. Qual è il punto però? Il punto sono i dettagli di questa condanna, che hanno delle ricadute politiche, nel senso che la sentenza emessa oggi prevede sostanzialmente 3 anni di reclusione complessivi, 2 sospesi con la condizionale, rimane 1 anno da scontare col braccialetto elettronico, ma soprattutto il fulcro politico della questione, che era l'ineleggibilità di Marine Le Pen, il fatto che le veniva impedito, peraltro prima di una sentenza definitiva, per esempio di concorrere alle presidenziali del 2027, che in primo grado era stata quantificata nella soglia abnorme dei 5 anni, è stata ridotta da questa sentenza a 15 mesi, che risultano già scontati. Quindi formalmente da oggi Marine Le Pen si può candidare alle presidenziali francesi con la subordinata di principio che comprendiamo, per cui lei aveva già detto che non avrebbe però fatto campagna elettorale col braccialetto elettronico, non avrebbe accettato questa sua dire ingiustizia che la limitava anche da un punto di vista proprio logistico, perché la contestava, e quindi non avrebbe fatto campagna elettorale. Però noi qui ci permettiamo di chiederle dal nostro piccolo di ripensarci, perché da oggi è eleggibile prossimamente Marine Le Pen e ci serve dannatamente Marine Le Pen, l'agenda alternativa che incarna rispetto all'andazzo francese, europeo e eurocratico, che poi è un tutt'uno, perché la Francia è proprio, come dire, l'incubatore, no, del rischio della distopia europea che rischia di travolgere il continente, che è quella su cui peraltro ci ammoniscono i 2x3 l'orco Trump, che non ha tutti i torti da questo punto di vista. Ma al netto di questa parentesi, la Francia oggi è lo specchio di tante cose non edificanti, è lo specchio del rischio Eurabia che ingombe su tutti noi, intere città, zone, sobborghi anche della provincia francese ormai espropriati dalla sovranità della République, dalla tradizione, dagli usi, dai costumi, dalle leggi, nel senso che in alcuni di questi anfratti vige una sciaria di fatto inaccettabile nella nazione dei lumi. La Francia vede ormai quotidianamente episodi di violenza, aggressioni col coltello, ora ahimè anche l'Italia, perché la Francia è specchio che si riflette da parte di immigrati, esponenti di seconda generazione, insomma raramente da parigini doc, da generazioni. Sarà fascista ma è cronaca. La Francia vede a rischio il senso stesso della sua civiltà
e della civiltà europea. La Francia è sul bordo della realtà profetizzata anni fa da un suo grandissimo scrittore, non lo chiamo intellettuale per non offenderlo, un grande scrittore, creatore, anticipatore di mondi, Michel Houellebecq. È in bilico su una sottomissione di fatto, non lo dice Radio Libertà, l'hanno detto i servizi segreti francesi, ammonendo sul fatto che esiste un progetto di penetrazione capillare, territoriale, diffusa, che si appoggia diciamo agli appigli della società democratica per cambiarne la natura, portato avanti dalla Fratellanza Musulmana, ed è evidentemente un progetto anche sull'intero continente. È il progetto di Eurabia, e Marine Le Pen, piaccia o no, abbia, come dire, sia criticabile la postilla X del punto 15 del suo programma di governo, chi se ne frega, è quello che serve dannatamente oggi per fermare questa follia, questo suicidio di civiltà in corso, anzitutto in Francia, e anche a noi, anche all'Europa, per svoltare finalmente e cambiare davvero paradigma. Quindi Marine, sembra anche qui vogliamo usare un termine tecnico, sembra che ti stiano imbastendo una porcata, però si è aperto lo spazio della eleggibilità. Ripensaci Marine, forza Marine. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto e lo specchio